Amici del futsal, benvenuti da parte di Samuel Miani e Marco Vagnarelli. È la 22esima giornata della Serie A Tesis e dunque viene preso in prestito la Domus per eccellenza di questo campionato, ovvero il Pala Bagliari di Falconara. Immagini che vi arrivano appunto dalla vecchio hangar di Via Stadio, che ospita le vicende delle campionesse d'Italia in carica per quest'occasione, quest'ultima occasione della regular season. Al cospetto del popolo falconarese giunge la kick-off, non prima però di questi momenti di socialità che state osservando voi, anche voi da casa, attraverso cui la società del presidente Fabrizio Balzani si prodiga per premiare queste associazioni presenti sul disco del centrocampo. In questa occasione infatti viene assegnata una maglietta celebrativa all'associazione delle Dragonesse, ovvero un'associazione che pratica l'attività sportiva con il Dragon Bot attiva nel sociale, poiché con una storia legata a doppio filo con anche il rapporto diretto con persone malate. I primi equipaggi infatti erano composti da donne operate al seno per cancro. Dunque Casa Falconara che, come da suo ben impresso diktat, si rivela molto attiva nel sociale. Adesso però è il momento, Marco, di passare al campo, perché tra pochi minuti, oltre a quanto abbiamo potuto assistere nel pre-partita, ci sarà da rettificare questa stagione e da rettificare un quarto posto che l'Ocasa ha qui praticamente a portata di mano e deve soltanto acciuffare in ultima istanza. Sì, sicuramente questa è una partita dove Falconara può tenere la posizione, la quarta posizione, ma nonostante anche solo la questione di punteggio e di classifica, ma anche per onorare questo magnifico pubblico che anche oggi, con questa bellissima giornata, è venuto qui a riempire il palazzetto e a dare il proprio supporto a queste magnifiche ragazze che in questi anni ci hanno deliziato delle loro giocate e delle loro vittorie. Un popolo falconarese che è accorso numerosissimo anche in virtù della scelta societaria di non far pagare il ticket per questa ultima giornata, 22esima giornata dunque di Serie A Tesis, in onore della celebrazione di Giulia Domenichetti, in quanto è stato ufficializzato dal club falconarese che di fatto questo ultimo periodo di tempo nella stagione 2025-2026 sarà anche l'ultimo in assoluto per la coach falconarese, che dunque di fatto quest'oggi qui, Marco, si appresterà a salutare il suo popolo all'interno della regular season, perché poi naturalmente l'Ocasa comunque vada accederà ai playoff dopo averlo stuzzicato e portato sul tetto d'Italia ad esempio nella scorsa stagione. Dunque l'impronta di Giulia Domenichetti che si tramanderà di generazione in generazione. Quest'oggi c'è in previsione un grande saluto per la miss del calcio falconarese, del calcio 5 falconarese. Sì, una grandissima allenatrice che in questi anni ha praticamente aiutato queste ragazze, le ha fatte crescere, ha vinto uno scudetto in maniera proprio magnifica l'anno scorso, e quindi è giusto dare il saluto che gli spetta dal popolo falconarese. Eccolo impresso davanti ai nostri occhi, lo striscione ben eloquente dell'affetto che questo popolo riserva alla propria miss, che
a fine stagione saluterà con uno scudetto in cascina e 2 finali, una di Supercoppa italiana e una di Coppa Italia, disputate in bacheca il proprio popolo, che sta dunque cominciando già da oggi a godere della possibilità di salutare nel migliore dei modi la propria traghettatrice di questo triennio, di questi ultimi 3 anni. Si parte nel mentre è iniziata Occasa Falconara, kick off, primo pallone delle Citizens, si gioca con Erika Ferrara alla ricerca di Giorgia Ballardin. C'è il primo pallone in profondità che viene però gestito dal kick off, che adesso deve uscire dalla pressione. Marco, stavamo dicendo poco fa dell'importanza naturalmente rivestita da Giulia Domenichetti in questi 3 anni, perché i risultati hanno parlato da sé, a volte anche un po' a sorpresa, e dunque si merita un po' questo saluto che a partire da oggi, ultimo atto della regular season, poi si prolungherà comunque vada anche nelle sfide dei playoff che aspettano quasi Citizens, perché naturalmente sul piatto Giulia Domenichetti non vorrà certo lasciare nulla. No, assolutamente. Questa allenatrice ha dimostrato di essere una professionista seria e anche nella sua indole quello di voler sempre vincere e di ben figurare, e quindi oggi penso darà tutta se stessa per chiudere nel migliore dei modi questa regular season. Occasa in possesso con Isa Pereira, dietro da Denise Carturan, grandissima protagonista delle Final 8 che abbiamo potuto seguire a Genzano, culminate nella finalissima dello scorso 12 aprile a suon di parate. Estremo difensore delle Falchette ha trascinato fino a quell'atto tutto l'Occasa. Intanto pallone verso Erika Ferrara che cerca di sterzare, poi preferisce l'appoggio per Isa Pereira, un po' raggrinzito, riparte il kick off che va dall'altra parte dove c'è Bruna Borries. Pallone di là dove Manieri cambia, adesso Manieri verso l'impatto, Carturan in 2 tempi dopo l'intervento sul sinistro e la prima conclusione della sfida di Jessica Manieri, che qui ha cambiato lato, poi è andata a rimorchio e poi con i giri giusti aveva spedito verso la porta. Intanto Ballardin dall'altro lato sinistro che si spegne sul fondo, sarà pallone buono per la kick off, rinvio lungo, ma c'è Isa Pereira a mettere il veto un attimo prima di Coppari. Adesso sale proprio la portoghese d'esterno fino ad Aline Elpidio, che però non riesce ad emergere nella marcatura portatagli da Bovo, e dunque si riposiziona l'Occasa Falconara, che lo abbiamo detto è a caccia del posizionamento migliore possibile in questa regular season, dovendosi difendere dalle mire espansionistiche del tiki-taka, che è a -2 dalle bianco-blu, e molto probabilmente rappresenteranno anche la prima avversaria del lotto dei playoff scudetto. Erika Ferrara va da Isa Pereira in surplus, può cambiare lato, poi però preferisce la pisata per Erika Ferrara, duetto tra le due, e poi Aline Elpidio. Ecco il terzo componente più importante di questo triennio, molto probabilmente alla corte di Giulia Domenichetti. Hanno rappresentato un po' lo zoccolo duro in queste 3 stagioni Isa Pereira, Erika Ferrara e Aline Elpidio. Adesso compongono il quintetto insieme a Giorgia Ballardin e Carturan dietro loro. Aline Elpidio, Ballardin emerge tra le linee, arriva il mancino di Erika Ferrara che fa l'occhiolino al palo ma non trova la porta. Bella situazione, bello scambio e bella conclusione.
Sì, bellissima giocata con questo giro palla che dal lato forte la palla è riuscita ad andare al lato debole con un rimorchio e tocco e tiro ha sfiorato il palo. Tanto scusa Marco perché Isa recupera per il filtrante fino a Ballardini che poi manca l'aggancio e questa è la prima grande potenziale occasione per le Citizen dopo quella conclusione da fuori area di Erika Ferrara. Qui avrebbe potuto agganciare dai 6-7 metri in questa situazione Ballardin, che però poi avevo messo la parte più importante. Adesso gioca indietro da Isa Pereira, proprio Giorgia Ballardin, pallone in verticale da Aline Elpidio, c'è l'intesa tra lei e la stessa Isa Pereira che l'aveva innescata. Alla fine il possesso però è del kick-off che prova ad uscire con questo tocco di Bovo in profondità, però non c'è nessuno se non è Erika Ferrara, che dunque rimette tutto in ordine per le Citizens. Erika Ferrara lascia lì da Isa Pereira che poi tocca sotto. Erika Ferrara con il tacco ad innescare Ballardin, che poi cerca il controllo a seguire. Dove ha fatto passare questo pallone e come ha fatto passare questo pallone, Marco? Vorrei capirlo meglio da te. Sì, c'è stata questa bellissima azione dove c'è stata questa palla dentro, palla fuori, e praticamente la Ferrara con la coda dell'occhio ha visto l'inserimento della compagna e con un pregevole colpo di tacco gli ha servito questa palla che forse ha preso un po' in controtempo la compagna e quindi si è allungata troppo la palla. Già, terzo occhio dietro la testa in questo caso per Erika Ferrara, che tra l'altro ha anche compiuto quel gesto tecnico con il piede meno abile, se vogliamo, nel mentre subentra tra le rotazioni Taina Santos. Primo switch a partire dalla panchina di mister Giulia Domenichetti, che coinvolge l'imperatrice, coinvolge la brasiliana, che dopo essere stata recuperata ha svolto anche lei un ruolo abbastanza centrale nel cammino che ha contraddistinto l'Occasa alla Final 8 di Coppa Italia, un cammino che ha visto le Falchette davvero andare probabilmente oltre un po' le aspettative, Marco, avendo eliminato la Women Roma prima di dover però abdicare con la CMB, che è naturalmente lo schiacciasassi di questo campionato e ha già ben messo in archivio la prima posizione in questo, nel mentre di quest'ultima 22esima giornata di regular season. Adesso Coppari arriva sul più bello a cercare la conclusione. Bruna Borges, è tutto facile per Carturan, che rimette in gioco assieme ad Aline Elpidio. Isa Pereira cambia il possesso fino a Ballardin. Aline Elpidio cerca il dribbling, viene coperto questo tentativo da Bovo in primis, poi prova ad uscire dalla pressione. Kick-off che non si gioca niente in questo ultimo appuntamento di Serie A Tesis, e questa rappresenta una notizia. Intanto Ballardin cerca il centro dell'area di rigore, viene però ben marcata il Pidio, che non può intervenire su questo pallone. Gioca allora la formazione lombarda. Manieri prova col sinistro, Carturan dice di no con la parata esterna. Ancora Manieri a stuzzicare l'estremo difensore di casa. Taina Santos, Isa Pereira, dai, vai, accennato da Taina Santos, poi Isa Pereira perde forse un tempo di gioco, ma poi comunque prova ad innescare la compagna. Corridoio che viene chiuso però da Bruna Borges. Isa Pereira che trova Taina Santos, poi accenna Colucci, arriva provvidenziale Coppari in questa situazione, praticamente scartando il vantaggio che aveva di fatto l'Occasa, perché qui erano 2 contro 1 le Falchette, così dal nulla con un semplice passaggio in profondità. Adesso Coppari intercetta, poi prova a mantenere in campo il pallone. 5 minuti e 52 secondi dal Palavagliali, 0-0 tra Occasa Falconara e Kick-off per questo ultimo atto della Serie A Tesis. E poi per le 8 più fortunate
dal Cagliari fino alla CMB si estenderà ai playoff scudetto. Pepe al rinvio, Isa Pereira deve mettere lo zampone in questo lancio lungo con destinazione Genif, che adesso va a battere destro di Borges. Erika Ferrara con la sagoma prima di Carturan. Déjà vu, ancora rimessa con i piedi per la formazione ospite. Pallone fuori da Coppari, sinistro, destro, Coppari in verticale, non può agganciare Genif perché è sbilanciata regolarmente. E dunque gioca l'occasione Falconara, Giorgia Ballardin. Pallone leggermente lungo, ma Ballardin orchestra da Isa Pereira, resta basso il kick-off che adesso intercetta con il tocco fino alla rimessa. Colucci prova a prendere spazio, Coppari però qui lascia scorrere fino a Marianna Pepe. Un po' impreciso in questo caso il kick-off, che prova a uscire con il tocco di prima. Falconara fin qui abbastanza egemone. Erika Ferrara costruisce con Isa Pereira verso Ballardin, prova ad isolarsi Ballardin, poi innesca Colucci. Erika Ferrara cerca il dribbling, Erika Ferrara sbatte contro Borges, riparte Genif, poi Manieri che spegne un po' questo pallone. Alla fine prova a tornare di nuovo da Manieri. L'ultima a toccare è stata una calcettista delle Lombarde. Dunque Ballardin per l'occasione Falconara. Erika Ferrara va da Pereira, trova Colucci che poi qui non riesce Marco a coordinarsi con l'aggancio, spalle alla porta, non semplice. Pallone sfila e rimessa. Sì, perché ha provato un controllo ad uscire anziché ad entrare, quindi la palla è andata a finire in fallo laterale. Adesso esce proprio Carola Colucci e rimette in campo a linea del pidio la miss Giulia Domenichetti. Isa Pereira in precisione deve metterci una pezza a linea del pidio, poi alla fine l'Ocasa forse guadagna il male minore da questo possibile contropiede che stava innescandosi dall'errore di Isa Pereira. Gioca la kick-off con Coppari, corridoio centrale murato da Isa Pereira, riparte Isa Pereira che poi vuole Erika Ferrara, pallone con destinazione secondo palo, intercettato da Coppari. E dunque aveva provato a ripartire veloce in questo caso l'Ocasa, passando ovviamente dal sinistro di Erika Ferrara, non era una cattiva idea. Elpidio, Ballardin fuori con Carturan che prova ad impegnarsi per tenere in campo attivo il pallone. Alla fine non è così. 7:50, 0-0 tra Ocasa Falconara e kick-off in questo ultimo match day, ultimo futsal day della regular season in Serie A Tesis 2025-2026. Coppari 1-2 con Manieri, poi cambia lato Manieri, non scende però Baldassarri di là. Dunque il pallone finisce in out. Falconara che gioca attraverso Elpidio e Erika Ferrara. Erika Ferrara si sgancia lei, Isa Pereira opta per Elpidio, dribbling di Elpidio e poi deviazione di Coppari. Non è finita, Isa Pereira ancora un po' imprecisa, può ripartire la kick-off con Baldassarri, provata Genif si gira e si volta, ma c'è Isa Pereira che poi va a fare la lotta
anche contro Jessica Manieri. Ha provato qui a ripartire Isa Pereira, che adesso va a riposo per la prima volta nel suo match. Adesso Erika Ferrara fa da ultima destro intanto di Taina Santos, che qui aveva provato la combinazione, era con Elpidio, non male, deve sciogliersi un po' l'occasa Marco, e dunque qui ha provato a prendere un po' confidenza con la conclusione verso la porta, seppur difficile. Sì, ma comunque è una partita gradevole dove ancora il ritmo non è altissimo, però è anche comprensibile visto la giornata molto, molto calda e quindi molto dispendiosa. Ballardin lascia passare Taina Santos che va ad attaccare lo spazio, c'è Erika Ferrara sulla corsia di sinistra. Ballardin da Elpidio, ora Ballardin torna da Erika Ferrara sulla linea laterale. Elpidio, Ballardin, dai e vai, intermedio di Ballardin, però difficile l'occupazione di quella mattonella vista il servizio di Elpidio. Ora Taina Santos intercetta alla stragrande, può ripartire l'occasione Falconara sulle onde dell'entusiasmo del Palavaiali. Ferrara da Ballardin che va da Taina Santos, esplode il Palavaiali al gol dell'Imperatrice, 1-0. Bellissima azione, una transizione positiva andata a buon fine, partita proprio da Taina Santos che poi l'ha chiusa sul secondo palo dopo tutta una giocata a 1-2 tocchi. Impressionante questa ripartenza dove è scaturito questo vantaggio sicuramente meritato da parte di Falconara. E dunque azione che finisce come era iniziata, ovvero con l'effigie di Taina Santos, scambio poi tra Erika Ferrara e Ballardin. Sul secondo palo arriva puntuale la brasiliana al quinto gol della regular season e dunque 1-0 a 9:39 nel cronometro, 1-0 delle Citizens con Taina Santos. Ballardin trova il piede in qualche modo nonostante il pallone un po' timido, adesso profondo fino a Ballardin, il tocco di Aline Elpidio. Marianna Pepe gode della deviazione per non rischiare più di troppo Manieri e kick-off che adesso è sotto. Baldassarri 1-2, idea per Teani e nulla da fare però per la kick-off perché non arriva su questa situazione Ballardin. Ovviamente parlavamo di Bovo, non di Teani in quel caso, scusate il lapsus. Adesso kick-off che gioca proprio con la numero 18, alla fine riesce a guadagnare una rimessa da questa situazione in cui veniva pressata a spalle alla porta, difficile dunque di vincolarsi. È stata brava in questo caso Arianna Bovo a guadagnare il massimo, stesso massimo che guadagna Isa Pereira da questa situazione, accompagna sul fondo il pallone, gioca con Aline Elpidio. Taina Santos che dopo essere stata indisponibile davvero per larga parte di questa stagione, Marco, potrebbe rappresentare anche forse la variabile più novizia, diciamo, dei playoff, perché naturalmente è una calcettista che di colpi e di scibile rispetto alla disciplina ne detiene come. Sì, sicuramente nell'economia della squadra durante questa stagione. Tanto scusa perché parte il Pidio e grande parata di Marianna Pepe sulla brasiliana che forse qui ha voluto un po' strappare, poteva calciare prima. Ma guarda, secondo me la mia impressione è stata quella che praticamente il passaggio era chiuso e lei con un doppio passo era riuscita anche a liberarsi bene. Forse avrebbe dovuto alzare la palla perché lì in scivolata il portiere come ultimo intervento è riuscita a intercettare questa palla. Grande parata quella di Pepe che rimane perché era stata anche brava un po' ad accennare all'intervento verso il secondo palo e poi quando ha capito che Elpidio avrebbe optato per la conclusione lei, intanto Elpidio gran giocata, Elpidio con la puntata, deviazione importantissima di Bovo e Falconara che adesso sta giocando sulle ali dell'entusiasmo del gol di poco fa che l'ha sbloccata e Aline Elpidio
ne sta un po' catalizzando di questo entusiasmo. Isa Pereira cerca il destro, raso terra, non riesce attraverso questa fiammata Locasa a trovare il raddoppio. Gioca Mariana Pepe e va al rinvio da Coppari. C'è Isa Pereira che prova a liberare, quasi servendo Kondo, che ora chiude con il viso Manieri. Bobo, Borges va da Manieri che trova Bobo. Bobo contro Ballardin, Bobo sterza, poi lascia lì per Manieri. Alla fine l'ultima a toccare Ballardin, batte veloce il kick-off che però non trova le misure per servire Coppari. Time out quando sono passati 12 minuti qua al Pallavadiali ed è 1-0 per via del gol di Taina Santos, che ha sbloccato il contesto in questa 22esima giornata di Serie A Tesis, ponendo un po' le basi, Marco, per seminare ancora in maniera definitiva questo quarto posto, perché Locasa quest'oggi qui ha l'occasione di non dover pensare nemmeno al tiki-taka, potendo portare a casa la massima posta, dovendo portare a casa la massima posta. Sì, certamente è ovvio che devi anche comunque fare attenzione a magari a situazioni dove non rischiare nulla, sia per il risultato sia ma anche per le sanzioni che potrebbero magari pesare in futuro o anche eventuali infortuni, quindi magari stare molto attenti anche a questi piccoli dettagli. Le indicazioni di Giulia Domenichetti alle Citizens. Adesso time out che va in bolla, ricordiamo, dopo la segnalazione del cronometrista quest'oggi signor Roberto Galasso della sezione di Aprilia, che arbitra assieme al signor Mella della sezione di Roma 1, il signor Onesti della sezione di Pescara. Intanto Koundou, bello l'1-2 con Erika Ferrara, superiorità numerica dell'Ocasa, e Colucci però scava sotto questo pallone facendo un po' un favore a Pepe. E adesso Coppari dall'altra parte si va un po' sulle montagne russe a tratti, Marco, perché qui la kickoff aveva già scavalcato il campo. Sì, con questo lancio lungo a prendere le spalle dei difensori di Falconara, forse qui Coppari è stata un po' troppo precipitosa a calciare di prima intenzione, magari poteva provare anche a controllare, però comunque c'era Pereira che stava per chiudere l'azione. Ferrara va a giocare in surplus fino a Koundou. Isa Pereira, il pallo di Bovo, adesso Koundou da Erika Ferrara, attende Coppari e poi scarica questo pallone per andare ad attaccare lo spazio Erika Ferrara. Alla fine il pallone però è buono per Bovo. Ultima deviazione di Koundou in ripiegamento Manieri. Borges, Colucci pulisce il pallone da Erika Ferrara e poi lascia sul posto Coppari. Apertura da Isa Pereira che viene favorita, che non viene favorita, ma c'era Koundou. Isa Pereira, Coppari che prende Colucci e Borges che segue Koundou. Erika Ferrara contro Manieri, dai e vai di Erika Ferrara, poi Colucci. Isa Pereira ha un tocco da Koundou. Isa Pereira, Colucci, scambio con Isa Pereira che nasconde la sfera Coppari. E adesso Erika Ferrara, ancora Isa Pereira, dai e vai con la compagna. Deviazione di Coppari, poi grande giocata di Bovo a tu per tu con Carturan, che però con tutto il corpo copre
la porta e dunque lì Bovo può poco. Ora Colucci che gira di testa, intervento di Pepe, centrale, conclusione, riparte veloce Bovo va da Manieri, imprecisa in questo caso l'autrice del vis-à-vis di qualche istante fa con Denis Carturan, che qui è stata molto brava a coprire esternamente la porta, di fatto chiudendo le prospettive alla numero 18. E il Pidio va da Colucci, cerca il dribbling, alla fine torna lei sul pallone e lo serve per Giorgia Ballardin, cerca il dribbling Ballardin, poi si allunga il pallone scoprendolo in favore in un primo momento dell'avversaria, ma poi alla fine rinviene su questo. E il Pidio che non riesce con la conclusione in seconda battuta. Qui indecisione di Bovo, che sembrava essere stra in vantaggio rispetto a Ballardin, che poi però è riemersa, Marco, e ha messo la palla dentro. Sì, ma più che altro perché la palla era troppo lenta, quindi ha provato a proteggerla, ma Ballardin è riuscito a prendergli lo spazio praticamente sul fondo e a rubargli palla e a fare l'assist per il Pidio. Calcolato male un po' l'andatura di quel pallone, esatto, prima del fondo, e lì la proporzione andava fatta diversamente, perché la Ballardin è riuscita a riguadagnare di fatto sul fondo un pallone pericoloso da spedire verso il centro. Ballardin, proprio lei che è tornata nel mercato di gennaio dall'esperienza di fatto quadrimestrale quasi con il tiki-taka. Pallone illuminante di Ballardin che serve Taina Santos, pallone ancora da Isa Pereira, poi il Pidio prova a girarsi, il Pidio e Occasa che balla il tip tap ma poi non trova la conclusione lì. Bella situazione, anche se troppo tentennante. Taina Santos, dai vai con Ballardin, poi Isa Pereira e il Pidio, Falconara molto precisa, e adesso Taina Santos da Isa Pereira, grande idea tra brasiliana e portoghese. Ora time out chiamato da mister Sant'Agati. Casa Falconara sopra di un gol, sta decidendo la stessa Taina Santos, che poco fa aveva trovato il gettone per spedire Isa Pereira verso la porta, un po' in maniera emblematica, Marco, della precisione con cui l'Occasa sta giocando tutti i palloni in questo primo tempo. Sì, ci sono queste verticalizzazioni che un po' per la bravura della kick-off, un po' per piccole imprecisioni nei passaggi di Falconara non si è riusciti a segnare la seconda rete, però sta esprimendo un buon futsal e sta deliziando il proprio pubblico. E 49 secondi al Palavagli, 1-0 dell'Occasa in questa giornata che abbiamo detto è stata contraddistinta un po' dal tributo iniziale a Giulia Domenichetti, di fatto all'ultima sfida in una regular season sulla panchina delle Citizens. Popolo falconarese che sta ovviamente ripagando già da oggi il tecnico falconarese, una figlia di Falconara che ha portato Falconara a scrivere una delle pagine più indelebili della storia dello sport cittadino falconarese. Carturan va da Isa Pereira, Taina Santos che gioca di nuovo con la portoghese, adesso è il Pidio nello spazio stretto, Taina Santos non riesce a divincolarsi di Coppari e Manieri alla fine deve provare a liberare andando a ricamare l'errore che aveva compiuto poco prima. Guadagna il pallone
per battere con i piedi fino a Isa Pereira. Ora ancora Taina Santos. Dai e vai, Taina Santos, Isa Pereira sul più bello, chiusura di Manieri che poi prova a prolungare, ma Isa Pereira la tampina, chiude in qualche modo, alla fine Ballardin non riesce ad andare dall'altra parte dove c'era il piede, allora riparte il kick-off con Genif, che però deve farsi dire di no da Taina Santos, guadagna corner. La formazione di Mister Russo in questa prima metà. Trovato la conclusione con Manieri in maniera pericolosa. Adesso c'è Borges che ha provato con il destro dai 16 metri. Isa Pereira, Erika Ferrara, cerca lì nel Pidio, che poi gioca all'indietro di nuovo con la portoghese dopo la rimessa. Erika Ferrara, lì nel Pidio, controllo con il sinistro, si accentra per ingaggiare il duello, poi preferisce depositare tra i piedi di Isa Pereira. Bello l'1-2 tra il piede di Erika Ferrara e possibilità per l'Ocasa. Giocatore di Ferrara, c'è Pepe però che spegne il pallone provando solo fra le braccia. Ancora una volta ecco gli 1-2 che l'Ocasa costruisce le migliori occasioni, perché le portatrici di palla davvero si stanno rivelando molto abili. Intanto è il Pidio che va a trovare Pepe, che ci ha messo il manone, Marco, Sì, ha scagliato questo tiro molto forte sul secondo palo e il portiere è stato bravissimo a deviare in calcio d'angolo. Sì. Adesso corner, Ballardin cerca di far filtrare questo pallone nella zona più pericolosa del mondo, anche se qui il kick-off si è ben difeso. Isa Pereira va da Aline Elpidio. Ora è Isa Pereira che fa la spola fino al centro del campo per fare da intermedio, giocare con Aline Elpidio. Ballardin in verticale, Ballardin prova a girarsi, poi Coppari dice di no, Coppari dà via il contropiede, Coppari con il destro, Carturan. Tutto facile per la numero 1 dell'Ocasa, Erika Ferrara. Va da Isa Pereira che trova il Pidio. Erika Ferrara, Ballardin sposta e calcia col destro. Isa Pereira con probabilmente una piccola deviazione che taglia fuori Mariana Pepe, ma è 2-0 per le Citizens. Sì, forse una leggera deviazione, ma anche il velo della Ferrara che probabilmente non ha fatto vedere la partenza del tiro al portiere del kick-off per questo 2-0 meritatissimo di Falconara. Qualche movimento di troppo dunque nella visuale dinanzi a Marianna Pepe, che poi non ha potuto nulla con la traiettoria velenosa di Isa Pereira, che sposta e calcia, fa 2-0 per le Citizens. E adesso va a chiudere sul pallone in profondità. Gol importantissimo al 19° minuto di questo ultimo incontro della regular season per le Citizens, perché con buone probabilità adesso si va a riposo con il doppio vantaggio, se non il triplo. Isa Pereira scambia con Ballardin, Ballardin trova Isa, che dunque ci toglie le parole di bocca e in realtà manda negli spogliatoi sul 3-0 le Falchette. Sì, questo gol di Isa è tutto della Ballardin, che praticamente gli ha detto solo: devi solo depositare questa palla in rete. Insert coin, se vogliamo, è il gettone buono per il 3-0. Grande assistenza di Georgia Ballardin. 21 secondi, 3-0 per l'Ocasa Falconara.
che adesso sta completando un primo tempo in cui ha ampiamente meritato e di cui ha raccolto fruttuosamente le iniziative in questi ultimi 50 secondi di fatto. Adesso Bovo cerca il destro, Carturan in rimessa. Questo tentativo di Bovo dal nulla aveva ben inquadrato lo specchio dei pali in questa situazione. Bovo con Carturan che apparentemente sembrava essere partita anche un po' in ritardo, ma poi ci ha messo bene intervento con due mani. Ora sinistro, deviazione pericolosa di Ballardin e Sirena su questo primo tempo con l'escalation dello Casa Falconara nell'ultimo minuto, dopo aver aperto con Taina Santos. Ci ha pensato la doppietta di Isa Pereira a mandare in archivio il primo tempo sul risultato di 3-0, anche abbastanza
Bentornati dal Palavadiali che si appresta a prendere in eredità le vicende di un primo tempo scandito, Marco, del gol di Taina Santos al 9° minuto e poi da quella doppietta praticamente in 40 secondi dal 19° al 20° minuto di Isa Pereira, che ha un po' indirizzato tutto in favore del Okasa che però deve rimanere sull'attenti per non farsi sfiorare nemmeno dal pensiero di poter buttare via quello che sarebbe il 4° posto alla fine di questa regular season, e dunque tutto ancora da vivere. Sì, sicuramente queste ragazze comunque sono eccezionali, sicuramente il mister l'avrà dirette proprio in maniera tale di non concedere nulla all'avversario per poter portare in porto questa vittoria. Kickoff che non ha ancora mai divelto di fatto la retroguardia delle falconaresi, e a volte qualcosa ha costruito, anche se in maniera forse un po' velleitaria. Mi viene in mente la conclusione di Borges o quella di Manieri, forse più pericolosa nella prima metà. Dunque servirà ben altro comunque alle lombarde. Ora Bovo fino al sinistro verso il fondo, Carturan che non deve nemmeno pensare di intervenire su questa discesa di Arianna Bovo. E allora rimessa dal fondo con Erika Ferrara, calcio ricevuto da Isa Pereira. E il pidio 1-2 con il pidio di Isa Pereira. Poi Kundo che non trova la possibilità di agganciare questo pallone. Erika Ferrara compie la diagonale all'indietro per pulire il pallone assieme a Isa Pereira, e poi le due con calma olimpica provano ad uscire tramite il pidio. Grande giocata dell'Okasa con Kundo che va dall'altra parte. Che idea! Erika Ferrara, interventone di Pepe, tutto bellissimo. Poi Kundo col destro e ancora Pepe. Che azione delle Citizen, che qui hanno aggirato il kick-off praticamente rischiando tantissimo, ma poi arrivando a servire Erika Ferrara con quel pallone straordinario di Kundo, e poi altrettanto gran parata di Pepe, Marco, che dunque ha un po' messo la ciliegina sulla torta su questo contesto. Davvero grande azione. Sì, è un'azione bellissima dove ha portato praticamente il capitano di Falconara a tu per tu con il portiere avversario, ma non è riuscita a segnare il gol del 4-0. Ora Erika Ferrara fino a Kundo, e stavolta è quella buona per la numero 5, che prima si è vista dire di no da Pepe, ma stavolta il massimo difensore delle lombarde non può nulla, perché anche in questo caso spinge soltanto la francese. 4-0. Sì, abbiamo visto che si sono scambiati i compiti. Prima è stata la Condò a dare l'assist a Ferrara dove poteva fare il gol del 4-0, ma non c'è riuscita. Invece adesso è stato il contrario, perché Ferrara è andata in banda, ha messo questa palla in mezzo e la francese è riuscita a depositare in rete per il 4-0. Dunque, diciamo, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia, Marco, perché qui ha servito l'assist di ritorno a Kundo Erika Ferrara, che prima non era riuscita a fare lo stesso, partendo dall'assistenza della francese. 4-0 però per il club falconarese. Ora Isa Pereira scambia con il pidio che cerca il sinistro, deve distendersi Pepe, ed è corner per l'Okasa. Ballardin va da El Pidio che non riesce a trovare la porta. Ballardin
Isa Pereira, El Pidio, dai e vai, Balardin con Isa Pereira, poi riesce comunque Balardin a cercare il pallone verso il centro. Borges deve liberare da questa situazione in cui Manieri serve troppo timidamente la compagna, gioca il pallone Manieri sull'out di destra, Bovo viene anticipata, alla fine guadagna comunque una possibilità di giocare con i piedi, kick off. Coppari, Borges, Coppari, cambio lato, bella idea da Bovo. Bovo cerca il sinistro, facile per Carturan e Isa Pereira. Balardin, Erika Ferrara, contromovimento e torna indietro da Isa Pereira. Ora Balardin che quasi con un velo involontario non favoriva il Pidio, il pallone però era troppo lungo per la brasiliana. Isa Pereira, diagonale per la ripartenza, Falconara poi opta per Aline El Pidio, in questo caso la portoghese sbraccia nei suoi confronti Erika Ferrara che si aspettava il pallone in realtà sulla sua di out. Pepe prova l'uscita con Coppari, però non riesce a entrare in contatto con il pallone. Dunque Erika Ferrara scambia con Taina Santos. Sbloccato proprio lei. Questa 22esima giornata di Serie A Tesis che ci tiene incollati al Palabagliali. Taina Santos, Erika Ferrara, Isa Pereira, giocata fino a Balardin. Qui quasi come un centrocampista al cambio campo nella disciplina 11 in questa situazione. Isa Pereira aveva servito Balardin, poi pronta ad uscire Pepe per evitare una nuova situazione difficoltosa. Balardin si ingegna per tenere in campo questo pallone che però era già uscito. 24esimo, 4-0 per l'Ocasa Falconara, lo ricordiamo, dopo che la prima metà se n'era andata in archivio con il triplo vantaggio. Ha messo un'altra spunta, formazione di Miss Giulia Domenichetti attraverso il tap-in di Kundo. Pallone fino a Isa Pereira che anticipa tutte. Isa Pereira vuole cambiare lato, c'è però la rincorsa all'indietro ben portata da Borges, poi Manieri cerca Coppari che alla fine però perde la sfera nel traffico composto da Taina Santos e Balardin. Adesso proprio Balardin va da Erika Ferrara, scende Isa Pereira, vediamo se ingaggia l'uno contro uno. Pallone in verticale da Taina Santos, grande palla di Taina Santos fino a Balardin. Pepe un attimo prima della brasiliana, poi grande giocata di Bovo, arriva Balardin, arriva Isa Pereira a chiudere, e qui situazione che stava per tornare buona a Balardin, invece è stata molto brava ancora una volta Marianna Pepe con reattività. Erika Ferrara lascia lì da Isa, torna da Carturan, rinvio di Carturan, sportellate tra Coppari e Balardin, alla fine ad avere la meglio la brasiliana che dunque si appresta a battere il corner. Erika Ferrara mette giù il pallone, dovendo un po' per forza di cose optare per Isa Pereira. Contromovimento di Balardin che poi ne compie un altro in profondità, deve uscire Pepe. Bella giocata di Balardin, intelligentissima nell'attrarre la marcatura per poi
a girarla ancora una volta alle spalle. È stato un po' un leitmotiv che l'Ocasa Falconara ha messo in moto sempre con pericolosità in questo match. Ora Taina Santos che arriva in palleggio dopo la sventata di Pepe, e però non trova lo specchio, Marco, veramente da 2 passi. Sì, ha alzato forse un po' troppo la mira e da come stiamo vedendo c'è stata anche una deviazione e l'arbitro ha dato calcio d'angolo, anche se le ragazze del kick-off si stanno lamentando e dicono di no. Dunque deviazione, sì, ci ha messo del suo in quel caso. Una calcettista kick-off, allora adesso il sinistro di Erika Ferrara che però finisce alto sopra la traversa. Era stata abilissima Taina Santos praticamente a raffreddare quel pallone in palleggio. Poi la conclusione che allora ovviamente con una deviazione ha potuto finire alta sopra la traversa, non soltanto per colpa della brasiliana. Comunque 5-0 evitato dal kick-off e Ocasa molto vicina però a quintuplicare le distanze. Bobo scambia fino a Manieri, Manieri conduce, Manieri col sinistro reto terra, bella conclusione di Manieri e Carturan che tiene lì il pallone. Non facile questo intervento per Carturan perché c'era traffico davanti a lei, anche se è partita centrale questa conclusione per Manieri che aveva preparato bene il tiro, però Marco in questo caso adesso Taina Santos non riesce a sfondare. Messa dal fondo per Marianna Pepe. Bobo con Pepe che poi riserve Bobo per uscire dal pressing alzato da Ferrara. Alla fine in un primo momento perde il controllo kick-off che adesso ripassa di nuovo da Pepe, un po' in difficoltà nel gioco con i piedi. La numero 14 a salvaguardare la porta delle Lombarde. Dunque si rifugia come può, infatti passando il testimone al possesso palla delle Citizens. Isa Pereira, Elpidio, pallone lungo da Colucci, esce Pepe. Ancora una volta Ocasa che non disdegna il lancio lungo da Isa Pereira al pivot, anche se qui ancora poco produttiva questa situazione. Ora kick-off che non riesce a destreggiarsi in questo possesso palla per uscire dalla pressione. Adesso rimane alta l'Ocasa, Colucci porta via Borges e dunque Elpidio Pepe, corner. Bellissima giocata del Pidio che con uno stop ad aprire è riuscito a liberarsi della diretta avversaria e fare un tiro in porta strepitoso dove il portiere ha fatto un miracolo. Alla voce controllo orientato, Marco, bravissima, davvero. In questo caso Aline Elpidio che anche in questa stagione ha fatto abbastanza flirt, diciamo, con la rete, avendo siglato 26 gol in questa stagione regolare sin qui. Manca un po' probabilmente anche nella sua testa, diciamo, la ciliegina sulla torta in questo appuntamento conclusivo del campionato regolare al Palavadiali. Chissà che non ci sarà modo, che non ci sia modo per suggellare con una rete anche l'ultimo appuntamento prima dei playoff scudetto, alla quale, lo ricordiamo, l'Ocasa Falconara naturalmente accederà attraverso una posizione forse non delle più nobili, ma con una storiografia anche recentissima molto molto nobile, perché le Citizen difenderanno lo scudetto 24-25 e dunque non saranno un'avversaria di cui non tener conto naturalmente. Elpidio cerca il destro, deviazione, c'è Coppari che in questo caso ha interferito positivamente con Pepe per evitare la parata al numero 14 e far spegnere questo tentativo della brasiliana sul dischetto del corner. Ballardin fuori da Elpidio, mancino
che attraversa tutta l'area di rigore ma non trova in Colucci un appiglio per la conclusione. Buona giocata ancora una volta di Ali nel Pidio, che come prima Marco praticamente fa il 90% della cosa col primo controllo. Sì, perché riesce a fare con il primo controllo praticamente un dribbling sull'avversaria per liberarsi al tiro anche abbastanza in maniera molto agevole. In questo caso di sinistro non è riuscito a prendere lo specchio della porta e nessuna deviazione delle compagne. Del Pidio che dunque unisce l'utile al pregevole e, hai detto bene, attraverso il primo controllo fa sempre la differenza. Del Pidio, eccola, ancora lei conduce il pallone, il Pidio fino a Erika Ferrara, e qui però manca di precisione per apparecchiare il contropiede di Erika Ferrara. Stava arrivando anche Ballardin sul secondo palo e qui è andato un po' in fumo, una situazione in cui forse poteva fare di più. Sì, qui forse doveva servire la compagna a destra invece che a sinistra, però in quel momento aveva fatto anche uno scatto di una ventina di metri, quindi magari anche un po' di lucidità è venuta meno. Qui Coppari, che nel frattempo ha provato ad eludere la pressione di Colucci, missione non riuscita, gioca di nuovo l'occasione. Ballardin, Aline e il Pidio, Erika Ferrara, con personalità, nasconde il pallone, poi tocca sotto, il Pidio prova ad andarsene, non riesce a sfondare. Sulla kick-off Manieri, pallone dall'altra parte, telecomandato fino a Coppari di Teani. Nulla da fare perché la numero 8 manca l'aggancio. 1-2, Ballardin Condò, Ballardin contro Bovo, che è brava a frapporsi nella traiettoria. 29 minuti e 11 secondi, 4-0 per l'Ocasa Falconara. Ballardin, riparte Teani che vuole servire Borges, pallone troppo dietro. La Bruna non riesce a controllare Isa Pereira con Condò, poi Isa Pereira, apertura fino a Condò con Colucci, il possibile 2 contro 1, chiude Bovo, ancora una volta bravissima in diagonale. Condò dietro da Isa Pereira, va a battere la stessa francese. Ora Ballardin, destro-sinistro, poi Ballardin, Pepe. E poi completa il disimpegno Teani. Ballardin ha fatto l'occhiolino alla conclusione quando c'era Colucci, forse adesso Isa Pereira. Cerca il sinistro, prende gli applausi del Palabadiali, ma non si prende la targhetta per la tripletta perché il pallone va alto sopra la traversa. Ora recupera proprio Isa attende il movimento di Colucci, poi preferisce Ballardin che non trova il controllo giusto, pallone lasciato lì fino a Isa Pereira che lo tocca sotto con quello che diventa a metà tra un tiro e un cross destro di Borges sullo scavalcamento del fronte. Ancora una volta dal rinvio lungo, la kick-off che ha sfoggiato poche armi quest'oggi al Palavagliali, e una di queste è stata sicuramente quella di rinviare lungo direttamente dal portiere, perché anche nella prima metà una situazione pericolosa sarà creata a partire da questa trama. Isa Pereira apre fino a Condò che cerca la conclusione aerea, bella idea di Condò, di cui viene apprezzato l'ingegno dal Palavagliali, ma è rimessa dal fondo e dunque kick off. Discaro non riesce ad uscire in coadiuvazione ad una compagna, e allora Erika Ferrara, Isa Pereira
Taina Santos cerca il nascondino rispetto al pallone, che non riesce, però gioca ancora il Falconara nonostante il possesso sporcato da la kick-off. Erika Ferrara trova Condò, che poi vuole Taina Santos, traversa, poi Condò nel rimpallo, doppietta per la francese. Sì, bellissima azione in banda con dai e vai, praticamente Taina quasi a porta sguarnita ha preso la traversa, e Condò che sulla ribattuta è riuscita a fare il gol del 5-0. È stata brava Taina Santos a concludere con il mancino in equilibrio anche piuttosto precario, e poi altrettanto brava e fredda Condò a svolgere il tappino aereo. 5-0, partita senza molti sprazzi differenti da quelli mostrati nella ultima tela di questa regular season al Palavagliali dell'Ocaso Falconara. Molto probabilmente la partita si chiude qui ufficiosamente, perché la kick-off sembra davvero all'angolo. Adesso rimessa proprio per le lombarde, con Bobo che si era adoperato per battere veloce. L'Occasa non lascia niente al caso Bobo. Borges, Colucci anticipa Teani, anzi Discaro, pardon, serve Bobo che poi vuole Borges, non riesce a mantenere in campo il pallone. 32esimo, 5-0 per Falconara, e rinvio qui di Taina direttamente fino a Colucci praticamente. Esce Pepe schiacciando il pallone, Balardin alla rimessa che ne nasce. Taina Santos conduce, Taina Santos, bella giocata, Pepe brava in uscita, poi rinvio di Pepe. Balardin prova a mettere ordine e se ne va con un grande bel dribbling. Alla fine riguadagna anche il pallone, strabordante Balardin, conduzione Balardin da Colucci che anticipa Pepe in uscita e mette nell'angolino il gol del 6-0 per l'Occasa Falconara. Sì, qui la caparbietà delle falconaresi che sono riuscite a rubare palla all'altezza del centrocampo e a ripartire praticamente con in 2 contro 1, e è scaturito questo 6-0 che sta siglando e sta praticamente chiudendo la partita ormai a favore del Falconara. Impagabile nell'atteggiamento di Balardin, che prima si era destreggiata alla stragrande con quel dribbling, poi è finito un po' male, e poi invece altrettanto brava a recuperare il pallone, a guadagnarsi il jolly per il contropiede, che poi è stato ben sfruttato da parte di Carola Colucci. Dunque deposita la 13ª firma in campionato. Ancora Colucci in difficoltà, Discaro libera come può, Pesaresi, Balardin conduce da Elpidio, Colucci che praticamente viene servita da Manieri. C'è stato l'intervento falloso ai danni di Aline Elpidio in quella situazione, mentre applausi scroscianti per l'ingresso di Bordachini, classe 2005, al posto di Carturan. Balardin 1-2, Pesaresi, Balardin. Adesso Miss Giulia Domenichetti che ha
nettamente abbassato l'età media in campo inserendo le due 2005, una tra i pali e l'altra è Gioia Pesaresi. Quindi tanto il Pidio strappa il pallone a Manieri, alla fine Manieri però induce nella tentazione di commettere fallo, calcio di punizione per l'Occasa ammonita, anzi Genif, non Manieri, Genif che viene ammonita, e dunque errata a corrige, era stata la stessa Genif a chiudere in contropiedi regolarmente. Sì, l'arbitro è stato molto bravo perché inizialmente ha lasciato correre, dopo non si è concretizzato il vantaggio e quindi ha fischiato fallo, e da lì anche da regolamento comunque è scattato il cartellino giallo. Dunque tutto corretto, il calcio di punizione. Ballardin opta per Colucci, poi 1-2 con il Pidio che prova il dribbling, alla fine libera Genif. Di fatto con il rimpallo su Ballardin si guadagna una possibilità di battere con i piedi il kick-off. Coppari, il Pidio intercetta, poi Bovo se ne va a Ballardin ma senza irregolarità, viene chiusa. Bella giocata di Bovo che però non dà via alla ripartenza che sperava. Ora Ballardin prova a chiudere, alla fine perde questo pallone contro Coppari che cerca il destro. Bordacchini prende gli applausi per il primo intervento del suo match su questo destro di Coppari. Ballardin, Alina il Pidio, Colucci prova l'1-2, alla fine in questo caso non riesce perché Manieri si mette di mezzo. Ora proprio Manieri deve rifugiare su Pepe, il possesso palla, Coppari, gran dribbling, Coppari, palo, e Bordacchini, battuta, si salva questa discesa di Coppari, molto molto brava poi anche a pescare la porta con il destro di punta. 35esimo in cui ci stiamo addentrando in questa bella occasione per il kick-off. Isa Perei, Condò, spazi stretti e via il pallone Manieri, anche se torna buono a Isa Pereira ancora una volta. Condò, Isa Pereira là dietro a dirigere le mansioni al Pidio. Condò, 1-2, difficile la riuscita, allora riparte ancora Coppari con il colpo di punta. C'è Isa Pereira un attimo prima di Bordacchini. Sinistro fino alla porta, Bordacchini l'ha toccata con i polpastrelli. In questo caso bella la conclusione di Manieri, che di poco non ha inquadrato i pali. Corner, Manieri fuori da Bovo, Bovo col sinistro, Bovo rischia la ripartenza contro Isa Pereira, poi piccola indecisione fra Taina e Condò, alla fine Taina si districa alla stragrande, in questo caso Condò va a sbattere contro il muro di Manieri. Isa Pereira, Ancione che però legge Bovo, riparte kick-off con Bovo, Colucci che dice di no. Rimessa con i piedi in una delle poche avance di questo secondo tempo per formazione in spedizione da San Donato Milanese. Prova a uscire dai blocchi Coppari, che poi però viene intercettata da Isa Pereira, brava in bello stile a tornare dall'altro lato. Chiude Taina Santos dopo che Bovo aveva fatto lo stesso per cercare Manieri. Ora Manieri sinistro sbatte contro Taina, poi Condò che prova a detenere il possesso del pallone in uscita.
imprecisa ancora una volta Manieri, sempre Condò a porre il veto, chiude l'occasa che alla fine qui guadagna la rimessa con i piedi, batte Taina Santos all'indietro da Isa Pereira. Erika Ferrara sul lato di destra, Isa con Lucci, Taina Santos torna da Isa Pereira, poi deviazione di Genif sulla brasiliana Isa Pereira. Cercata centralmente Isa, che però non aggancia, poi Condori emerge dopo che il kickoff prova a giocare sullo stretto, non trovando la via del possesso mantenuto. Taina Santos gioca con Condò, che vuole Isa Pereira, colpo di testa, 7-0, tripletta per Isa. Arcobaleno di Taina e incornata di Pereira, bellissimo gol questo, messo a segno da Falconara, da questa coppia delle due giocatrici formidabili per il 7-0 di Falconara. Settimo sussulto del Palavaglia e terzo personale invece per Isa Pereira, che qui a furia di lanciare lei da dietro ha preso un po' le distanze per sostituirsi e andare a fare da pivot in salsa di centravanti, destinando il pallone a Taina Santos e poi andando di testa per il terzo gol di questa ultima giornata per lei. Adesso Gregori gioca con Kundo e Erika Ferrara. Balardin chiude in maniera veemente Coppari su di lei. Trentottesimo, 7-0 di semplice interpretazione. Alla voce 22esima giornata di Serie A Telsis, non c'è stata storia al Palavaglia. Troppo Falconara per il kick-off. Erika Ferrara, adesso dunque il finale di gara è una semplice formalità per quel che riguarda la sostanza. Coppari cerca Bovo, che poi prova ad andarsene. C'è il time out chiamato da Giulia Domenichetti, che attraverso questo praticamente va a prendersi il tributo del proprio popolo, un popolo che ha portato sul tetto di Italia nell'arco del triennio che sta per chiudersi attraverso questa regular season. Applausi scroscianti per la miss del calcio a 5 falconarese, che abbiamo detto anche in apertura quest'oggi, come ufficializzato dalla società, di fatto sta compiendo l'ultimo atto di una stagione regolare alla guida dell'Ocasa Falconara, un'Ocasa Falconara di cui è stata capopopolo nel momento più alto della propria carriera sulla panchina, andando a vincere quello scudetto in terra abruzzese nella scorsa stagione con un seguito di circa 500 persone. Insomma, Giulia Domenichetti, che ha scritto, Marco, una delle pagine più indelebili del calcio a 5 falconarese e quindi dello sport falconarese in genere, che adesso si è presa il primo tributo del suo popolo, ben a conoscenza del fatto che l'anno prossimo non sarà lei a guidare
la panchina del club qua al Palavaglia. Abbiamo detto nel mentre però l'Occasa Falconara si sta guadagnando l'accesso ai playoff scudetto con il quarto posto in classifica sulle note del Palavaglia in festa. Ballardin 30 secondi, pallone fino a Ballardin di Erika Ferrara, quasi non torna buono alla calcettista in maglia numero 7. Kickoff che non demorde, pallone in verticale di Coppari però non trova ricezione. Adesso Erika Ferrara che scambia con Ballardin, chiede lo stop con qualche secondo d'anticipo. La kickoff finisce qui, la 22esima giornata di Serie A Tesis va in archivio 7-0, abbastanza eloquente direi, Marco, non c'è stata storia. Sì, è una partita dove forse il kickoff per gli ultimi minuti magari meritava qualcosina di più, però i valori in campo erano questi e il gap è questo, la classifica parla chiaro e Falconara meritatamente ha vinto questa partita. E dunque chiude al meglio la propria regular season l'Occasa al quarto posto con 43 punti, distaccandosi dal tiki-taka, e dunque missione compiuta per questo ultimo appuntamento che abbiamo potuto seguire insieme anche con l'emozione del tributo a Giulia Domenichetti, un tributo che naturalmente si proporrà anche in quelli che saranno i playoff, perché naturalmente l'Occasa cede da campione in carica con l'allenatrice uscente, dunque ci sono tanti temi per cui questi playoff che andranno a disputare le Falchette saranno naturalmente da stravivere. Sì, aspettiamo questi playoff e vediamo cosa succederà e cosa ci riserverà il futuro. E dunque con la festa in sottofondo del Palavagliali, Samuel Miani e Marco Vagnarelli salutano tutti coloro che sono stati con noi e rimandano un appuntamento ai prossimi eventi sportivi. Grazie e a presto.